Gastone Mascarin, capogruppo della lista civica Portogruaro più nel Consiglio Comunale di Portogruaro. Allora, ieri sera c'è stato un ampio dibattito, ieri sera ricordiamo c'è stato un Consiglio Comunale qui a Portogruaro e tra i vari punti all'ordine del giorno c'era anche da approvare il regolamento che disciplina in sostanza l'assegnazione delle case popolari qui a Portogruaro. Allora, quest'oggi c'è stata la Sabrina Ross, che sarebbe, lo ricordiamo, la referente per la sanità del gruppo per il cambiamento, un'associazione politico-culturale che fa riferimento tra l'altro al consigliere comunale Pietro Rambuschi, che devo dire l'ha attaccata non solo lei ma anche il collega Geronazzo. Perché? Perché leggo testualmente qui, no, il post che ha lasciato su Facebook. Dice Sabrina Ross: una cosa vergognosa accaduta ieri sera presso il Consiglio Comunale di Portogruaro. Alla doverosa proposta del capogruppo consigliare Pietro Rambuschi di privilegiare nell'assegnazione del punteggio relativo alla graduatoria per le case popolari cittadini italiani rispetto agli extracomunitari, la maggioranza, e udite bene e ricordatevene quando sarà il momento di votare, anche i consiglieri di minoranza Geronazzo, Luigi, e Mascarin hanno espresso con voto parere contrario. Vergogna seguito da 3 punti esclamativi. Ecco, ci può spiegare la questione qui, certo, è vero? Anzi, dirò di più, a seguito di Staccarelli io mi sono sentito telefonicamente anche con il consigliere Rambuschi un paio d'ore fa. Guardate che in realtà c'è stato un grosso equivoco. Noi non abbiamo votato l'emendamento presentato da Piero Rambuschi, perché l'emendamento presentato lui verbalmente non è mai stato messo ai voti, perché tecnicamente così funziona. La delibera era già preparata, che tra l'altro si rifaceva alla stessa delibera di 2 anni addietro e quindi non cambiava nulla sostanzialmente per l'amministrazione. Il collega Rambuschi ha fatto il suo intervento, aveva fatto alcune richieste, ma le doveva espletare nero su bianco anche in un foglio normale e chiedere che fosse messa ai voti, ma così non è avvenuto. Quindi noi non abbiamo votato contro le richieste del collega Rambuschi, io mi sono astenuto semplicemente perché avevo capito che l'amministrazione, la maggioranza non aveva preso neanche in considerazione quanto da Rambuschi esposto. In sostanza, scusa se ti interrompo, quello che si è votato ieri sera era solo il regolamento per l'assegnazione delle case popolari, non è mai stato messo in votazione alcun emendamento da parte di nessuno. Certo, la mia astensione non è contraria all'emendamento di Rambuschi, che invece in realtà se lo avesse presentato lo avremmo anche supportato, era semplicemente un astenersi perché la maggioranza aveva i numeri e ce l'avrebbe comunque rimarcata in faccia, capite? E quindi è un'astensione, ma in realtà questo così è avvenuto. Mi spiace del disguido, mi auguro che la signora Ross scriva 2 righe perlomeno perché che risolva, diciamo, e che capisca, che comprenda il disguido avvenuto, ma io francamente sono caduto dalle nuvole quando ho visto l'attacco. Comunque lei ha detto che quello che ha riportato qui è quello che gli è stato riferito dal consigliere Rambuschi. Sì, lui mi ha confermato che era andato in TV, però lo stesso Piero nel ragionare telefonicamente ha capito qual era l'errore e la situazione. Il suo emendamento non è mai esistito, punto. Ma la richiesta che ha avanzato Pietro Rambuschi, il consigliere Pietro Rambuschi, ossia la possibilità di assegnare più punti agli italiani rispetto agli stranieri per l'assegnazione delle case popolari, si può fare veramente? Anche qui, infatti l'ho scritto anche in una delle risposte in Facebook, bisogna andare a vedere come è legiferata la legge di riferimento. Certo che forse nei criteri qualcosina si può anche andare ad inserire, ma in realtà lo bisogna fare in maniera tecnica, corposa, con delle commissioni, ci penserà probabilmente l'amministrazione futura, ma il problema legato, diciamo, all'emendamento di Rambuschi di ieri sera non esiste, non c'è mai stato, noi non abbiamo mai votato contro il suo, non è mai esistito tecnicamente. È esistita anche la sua querela, il litigio con la consigliera Stecanella, ma non è esistito l'emendamento tecnicamente. Ti ho fatto questa domanda perché nel 2002 nel Consiglio Comunale di Milano il Comune aveva fatto appunto quando ancora c'era Albertini, sì. Ecco, aveva fatto una modifica al regolamento che assegnava più punti agli italiani rispetto ai stranieri. Ebbene, 3 immigrati hanno impugnato il regolamento, la prima sezione civile del Tribunale gli ha dato ragione e quindi il Comune ha dovuto anche versare
un indennizzo a queste persone, quindi secondo me bisognerebbe andarci molto piano su queste proposte. Allora andarci piano è chiaro, se poi uno vuol fare propaganda è un altro discorso, ma non sto parlando di Rambuschi, sto parlando in generale. Ciò non toglie che il 2002 non è il 2014, con un'invasione che esiste, quindi ci sono obiettivamente... Però se la legge non è cambiata qui a livello nazionale, ci si può fare poco. Bisogna fare qualche documento, un ordine del giorno che chieda magari la modifica della legge, perché la situazione è cambiata. Ma senza cambiare la legge non si può fare niente a livello nazionale. Ma per quanto riguarda ieri sera, diciamolo, ripetiamolo, perché mi è spiaciuta anche la diatriba sorta in Facebook, io non capivo nemmeno qual era stato il problema.